Bisogna andare in una direzione contraria, dal mio punto di vista, con un cambio di mentalità, un cambio culturale che è cambio di mentalità e di prassi politica, innanzitutto, affinché la sussidiarietà non diventi solo esternalizzazione, ma sia sempre più un esercizio di responsabilità e rappresenti una possibilità reale di valorizzare le risorse che dai cittadini e dal terzo settore provengono. L'ANCI ha fatto l'anno scorso una ricerca, ha pubblicato una ricerca insieme con la Fondazione per la Sussidiarietà, nel quale è andato a indagare quale fosse l'impatto dell'approccio sussidiario sulle politiche sociali poste in essere nei comuni, e attraverso una doppia indagine condotta tra gli amministratori dei comuni e tra i cittadini degli stessi comuni amministrati. E sono emersi dati che secondo me sono interessanti, ve li voglio citare in parte. Per esempio, tra gli amministratori quasi tutti sanno che cos'è la sussidiarietà, il principio di sussidiarietà, però sanno soprattutto che cos'è il principio di sussidiarietà verticale e non quello orizzontale, che è conosciuto invece da pochissimi. Il 73% dichiara di fare sempre ricorso a organismi di volontariato e di cooperazione sociale e dice che i risultati migliori si ottengono con il coinvolgimento di questi soggetti, e l'applicazione appunto della sussidiarietà orizzontale incontra enormi difficoltà, soprattutto a causa di una mancanza di cultura amministrativa rispetto alle possibilità offerte. I cittadini invece che cosa dicono? Solo un italiano su 5 conosce che cosa sia il principio di sussidiarietà, ritiene che i servizi sociali più importanti per i cittadini sono quelli che riguardano la sanità, l'assistenza agli anziani, il diritto allo studio e alla famiglia, e tutti si sono dichiarati positivamente rispetto all'utilizzo di questo principio del coinvolgimento dei cittadini. Ho voluto dire questo perché se vogliamo, e qui mi avvio anche alla conclusione, dal mio punto di vista, che la riflessione che noi stiamo facendo su un tema specifico legato alla 162, all'ISEE, ma che in realtà è un pretesto che riguarda un po' tutte le politiche sociali dei comuni, se vogliamo che queste politiche siano davvero efficaci dobbiamo puntare a valorizzare il capitale sociale dei territori, che significa recuperare una capacità di dialogo con le associazioni, con l'associazionismo sociale, con il privato sociale, con la cooperazione, perché solo attraverso il coinvolgimento di questo importante patrimonio, basamento di questa ricchezza, che si avrà la capacità poi in futuro anche di rispondere positivamente alle sfide anche di tipo economico e finanziario a cui ho fatto riferimento prima. Però voglio dire un'altra cosa: questo secondo me è rilevante non solo perché si dà sfogo a questo protagonismo dei cittadini, ma perché in questo modo si riesce anche a innescare quella circolarità tra ciò che i cittadini sanno e ciò che i cittadini vogliono e ciò che invece dall'altro lato le istituzioni sono in grado di offrire. E anche su questo ci sono delle ricerche che dimostrano come una positiva circolarità tra cittadini attivi e istituzioni attive che sanno valorizzare queste forme di cittadinanza si riesce a rispondere positivamente ai fabbisogni del territorio. Marco sa che l'ANCI è a disposizione sulle tematiche, compreso questo dell'ISEE, su cui abbiamo presentato documenti che sono molto simili a quelli contenuti nella tua
nel tuo emendamento. E credo che in futuro la disponibilità tua sarà preziosa insieme con quella di tutti i colleghi che si occupano di servizi sociali nei comuni, perché insieme si lavori per il miglioramento delle condizioni di contesto. Grazie mille, io ti ringrazio di essere intervenuto. È importante, credo, questa riflessione che hai fatto su come rischiamo che il profilo di sussidiarietà, il concetto di sussidiarietà adesso stia diventando il concetto, e qui ribadisco in questo senso la diversità credo di alcune forze politiche, ovvero sia di quelle che in qualche maniera rappresentiamo, cioè quando noi leggiamo nel decreto delega di cui ha parlato Carlo Giacobini in maniera abbastanza approfondita, noi capiamo che lì c'è un concetto di dono che è assolutamente il contrario di quello che noi vogliamo sostenere. Quando il dono diventa la solita questione dove noi pensiamo che noi dobbiamo dare qualcosa a chi è meno di noi, questo è un concetto di dono che noi rifugiamo. Per noi il concetto di dono è un concetto relazionale, nel senso che anche per quanto riguarda le politiche sociali non ci sono interventi che non debbano mai non salvaguardare comunque i diritti dei cittadini, quindi il diritto soggettivo. Invece quello che sta passando adesso, anche con la parola autenticamente bisognoso, riguarda sempre una visione che si ritorna indietro di tanti anni, dove noi vediamo, ecco,